Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella piccola live splash del vostro Marietto veneziano. Oggi parleremo di quelle situazioni impossibili, no, che alcune persone affrontano nella vita, patologie, vicini noiosi, matrimoni infernali. E poi parleremo anche di quelle persone che stanno vivendo un periodo di, in un certo senso, fortuna, pensando che tutto gli sia dovuto. Quindi avremo praticamente questi due filoni, quelli che vivono perennemente una situazione di mano sinistra pesante e invece quelli che vivono praticamente nella misericordia. Però prima di fare questo, Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di The Garda, Marietto Veneziano sul tubo, quindi ci trovate nei nostri gruppi social su Face e anche nei nostri diari, se volete chiederci l'amicizia o seguirci solamente. Mi ricordo che molte volte metto dei circuiti, però in circuiti su magari Face o su Telegram, poi bisogna andare a vedere le istruzioni che sono gratuite sui vari canali che il vostro sul canale di Legare Marietto Veneziano sul tubo. Questo perché alcune persone mi chiedono di spiegare certi circuiti, io non ho tempo, metto delle live, no? Così che se uno vuole va tranquillamente a vedersi le live con le spiegazioni. In un anno il vostro Marietto ha messo 1140, 1150. Bene, iniziamo a parlare un po' di queste situazioni in un certo senso pesanti che molte persone incominciano ad avere, no? Che si trovano praticamente eh, tutti i giorni, si trovano situazioni in cui magari o litigano col vicino di casa, no? Magari fino a un certo punto era andata bene e poi a un certo punto per uno screzio, non si sa per quale motivo, incomincia ad andare male, no? O litigano col marito, con la moglie, queste situazioni pesanti che si perpetuano e poi in alcuni casi sfociano anche in situazioni ancora più pesanti dove ci scappa sempre qualcuno che si fa male. Allora, il vostro marietto, già 5, 6 anni fa aveva, dato in regalo, ha iniziato a capitano appunto interviste, appunto, dei bellissimi circuiti radionici che tagliavano questi legami perniciosi. Questi legami perniciosi che si creano col tempo, magari, anche in un matrimonio, fin quando tengono gli ormoni, no, quando in un matrimonio tengono gli ormoni, sono tutti pappa e ciccia. Quando gli ormoni scendono in cantina, come si suol dire, allora la situazione diventa nettamente più impegnativa. Allora bisogna in un certo senso arginare. La via più semplice e anche più cioè performante, se si vuol fare in modo gratis, ci sono i classici circuiti radionici del Marietto Veneziano, ne hanno scaricati più di 150.000 di ebook con dentro 10 circuiti in cui c'è anche una fetta dentro 10 circuiti in cui c'è anche una fetta per tagliare legami perniciosi. Questo è importante. Si attivano. Dovete capire una cosa però, perché per attivare un circuito radionico, voi dovete pensare che per entrare nella sua funzione massima, un circuito radionico ci mette un mese, per saturare il corpo eterico ci mette un mese. Dopo, dal momento che è saturato, può durare fino a 1 anno e mezzo l'influsso che il circuito radionico ha fatto su quel determinato scopo, intento, chiamatelo proprio, no? Però è chiaro che se voi partite in un certo senso a tagliare certe situazioni impossibili, no, non è che dovete pensare che il giorno dopo, arriva giù la fatta turchina e risolve la situazione. Ci vuole il suo tempo. Come nei riti operativi di alta magia ci vogliono 9 mesi, no, ve l'ho sempre detto, anche la radionica, che è sempre potente e ha il suo effetto importante, ha bisogno di tempo. Quindi quando voi attivate i circuiti, ma anche per dimagrire o per smettere di fumare o per quant'altro, voi dovete sempre pensare che ci vuole tempo. Ed è per questo che non dovete o cercare di sbagliare di meno, così avete meno problemi e meno tempo da impegnare per risolvere le situazioni.
Quindi in quel caso lì noi viviamo un periodo di mano nera, magari 5, 10 anni, ma perché? Perché a monte o a livello accademico abbiam fatto degli errori di valutazione. Allora Marietto aveva messo anche delle pillole con dei circuiti in cui aiutavano a aver più coraggio, ad andare d'accordo in famiglia, a ripulire l'ambiente familiare da energie congeste, magari dei muri. Magari ci sono persone che andavano d'accordo e d'amore con tutta la famiglia, poi sono andati a abitare in una casa con sotto delle situazioni energetiche pessime, sottoterra, e da lì poi io mi ricordo anni fa che c'era un meccanico che per economicità è andato a abitare nella casa dei suoceri, no? Quella casa lì era stata costruita sopra una falda, no? E dopo 30 anni la moglie a un certo punto si è alzata, no, forse 25, la moglie si è alzata e gli ha dato un calcio nel sedere a 'sto signore qui, proprio perché non avevano valutato, che bisognava anche cercare un'abitazione con cui le falde sotto, cioè sotto la casa, fossero in ordine. Non avevo fatto una indagine radionica, radiestesa. Quindi anche dove si va a vivere, no, influisce in un certo senso in modo importante. Poi ci sono anche situazioni in cui magari in una casa, che chiaramente molte persone lavorano tutta la vita per costruirla, per averla. A un certo punto cominciano a morire un po' tutti, no, comincia il padre, la madre, la sorella. E allora lì bisogna fare un repulisti. Il vostro marietto veneziano con il Degana fanno delle pulizie radioniche da 100 radioniche, da 100 € e durano 4 venerdì, 4 serate. Di solito verso la sera, quando le persone sono a casa, si ripulisce tutto a livello radionico, poi c'è il mantenimento, no? Queste cose qui sono cose importanti da fare per stabilizzare un po'. Certo non fanno miracoli, però danno una bella botta a tagliare le gambe. Dall'astrale all'eterico al reale ci mette un po' di tempo, ci vuole il suo tempo, come si suol dire, tecnico, mettiamola impossibile sia a casa che sul posto di lavoro. Ad esempio sul posto di lavoro chiaramente bisogna attivare a sinistra. Quindi noi viviamo in questo periodo in cui